Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo a Houston stavolta fuori casa aspettando NBA, dopo 2 sconfitte ne voglio vincere una, cazzo, vediamo se fuori casa porta più fortuna il Barber. Ok. Nostro. Vai. Paul. Vai Blake e cominciamo. Beh ragazzi, sono con i miei Clippers, cioè non esiste. Non posso perdere anche questo. Mamma mia, per poco Blake mi faceva il miracolo. Guardalo che cattivo Blake. Sempre a livello star. E pochi minuti a disposizione per cercare di invertire il trend. Proveremo tutte le squadre migliori, insomma, spero che il roster sia aggiornato agli ultimi, perché chiaramente non l'ho fatto io. Vabbè, il Barba me ne mette già 3, ti fa capire che il gioco vuole farmi perdere anche questo. Paul, bravo, Chris, gioco da 3 punti, risponde Paul, di gran carriera. Bravo Chris, silenzio puro. Attenzione. Cerchiamo di marcare. So che è brutto difendere, però devo difendere anche. Bravo, oh là. Bravo Griffin, grande. Palla ai Clippers. Ara Howard. Vai Blake. Può far tutto Blake. Griffin. E il Barba. Cindy Crawford contro Cindy Crawford. Facciamo ritirare da 3. Raddoppio forse. Ah! Bravi. Paul, Chris prova la penetrazione, Paul, errore di Paul, e questo non ci voleva. Ma guarda che... Sì, vabbè, però dai. Queste cose mi fanno incazzare, perché sembra che devo per forza non essere in vantaggio, 7-7. Polemiche come il diario, polemiche. Bello, ragazzi, bello. Questo mi è piaciuto, le seconde linee sono partite bene. Smith. Niente, non la sbagliano più loro. Mamma mia che bastardi. Vai Clippers, non si possono giocare sti morti di sonno però, No, palla! No. Vergogna pure ragazzi, al Toyota Center. Vergogna pure al Toyota Center. È stoppata bestiale, mangiami il pacco, Farmer. Buono. 2 punti pesanti di Herbs. Occhio. Ma dov'è il fallo? Oh mamma mia che 2 coglionis. Tutti con le seconde linee ragazzi. Bravissimo. E la riperdo subito. Ti prego sbaglio almeno uno. Niente, non ne va una. Terry. 11 pari, almeno questa è tirata, dai.
Bravo. Oh, il turco esplode. Niente, non ha il computer ha un culo però, ragazzi. Cioè, il computer ha un culo che più culo non si può. Loro non sbagliano mai. Paul. Ritornano i big. Barnes. Paul. Bel giro di più. Clippers. Triplona pesante. Giro palla strepitoso dei Los Angeles Clippers. Bravi fiori. E questa la vinciamo. Dai fiori. È il Barba. È il Barba da solo. Bravo Griffin. Barnes. Da 3 Davis serve il miracolo. Niente. Non possiamo pretendere troppo. Dai, più 3 Clippers. Con i miei Clippers non devo perdere. Con i miei Clippers non devo perdere. Ci muoviamo? Vai, grazie. Paul, Jean-Paul Chris. Dai, una bella penetrazione. Fallo, fallo, fallo. Almeno uno devo metterlo. No, Dio. Che nervi. Bravo. E il Barba. Grandissimo, grandissimo. Poi questo lo devo mettere però. E attenzione Barnes. No, 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 no. Questo brutto errore, classico errore comunque. Relax. Eccoli qua le giocate come. Non ci credo, me l'ha stoppata. E da 3 così. Doppio errore come indiano. Guarda cosa fa. E va anche col gioco da 3 punti. Dai. Dai, non può mettere anche il tiro libero, dai. Va bene ragazzi. Bravo. Facciamo subito punti, cazzo. Questa non me la posso mangiare. Voglio andare sul 2-1 per il computer. Questa. No. Bravo, grande Cindy Crawford. Vai Blake Griffin. Blake, vai dentro con tutto. Bravo Blake. Ottimo Blake. Attenzione Howard. Grandissimo qua ragazzi, Blake ha fatto una difesa celestiale. Attenzione, quasi alley-oop. Non come dico io almeno, ma grande ragazzi, i Clipper ci sono adesso E anche il come forse sta prendendo un po' la mano forse, ma stiamo zitti, stiamo buoni. No, sti falli regalati. Come regalare punti. Bel Barba. Bel Barba. Dobbiamo gestire questi 5 punti di vantaggio, punto e anche basta. Delfino. Delfino. Bravissimo Delfino. Arden. Questo per me è programmato, lo deve per forza mettere. E da casa sua
Mamma mia. Più 5, non mi dà nessuna garanzia. Non ho nessuna garanzia, Beppe. Non ho garanzie, Beppe. Tata, tatu, toti, tete, pepe. Clippers, Rockets. Vai. Inizia l'ultimo quarter. E qua c'è un bug, cosa c'è? Really a diverse offensive skill set. We're almost seeing more of that, aren't we? Some guys that have point guard skills that can play both those positions. For sure. Oddio, è iniziata, cazzo, sto messaggiando come un pirla. Occhio. Dai Blake e Red. No, non ci arriva. Dobbiamo gestire il tutto. Vai. Gestiamo pure. No. Perfetto, adesso si gestisce. Palla a Paul e si gestisce. Ma adesso capisci perché? Se capite ragazzi del tubo perché oggi mi stanno girando i coglioni? Perché sembra preimpostata, cioè. Adesso che cazzo si arriva a sto fallo di merda? Adesso lo mette. Arriva la... Vai di script... lo script italiano. Vaffanculo, va. Vai Blake, ti prego. Fallo di Blake, su Blake. Blake me li devi mettere tutti e due. Bravo Blake, uno su uno. C'è uno su uno. Bravo Blake, bravo Blake. No, no, regalare i punti così, però. Ho paura di vincere per il primo. Bravo. No, questo ragazzi mi ha fucilato, eh. Howard mi ha fucilato qua. Paul, ti prego mettila. Non ci credo, Paul me la sbaglia, adesso si soffre. No. Meno male che è da due. Mamma mia che sfiga però. No. No. Palla ai Rockets, non ci credo. Ho fatto anche il miracolo di stoppare. Ma no, non ci voglio credere, rischio di perdere anche questa. Occhio. Occhio. Non è mai fallo. Mi dispiace, ma non è mai fallo. Ah, che bello. Dopo l'unica cosa che non doveva succedere, vabbè. Incredibile, partita dominata. E l'ha aperta. E la recupero. Faccio il miracolo, ti prego, poi mettela. Se cazzo, ancora bene. Ancora vedi la ferita, il Q me la tiene. Il Q me la tiene. Era finita ragazzi, era finita con quell'errore. No, non può metterla. Che il porco. Incredibile. Incredibile, perdo di 3, non so cosa dire, è una maledizione, 3 partite, 3 sconfitte. Adesso devo pensare a quale sarà la prossima partita, ma c'è un po' di depressione, Fede. Raga, un saluto del commendatore veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano.
Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.